Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa si è parlato di magia. Ospiti per il libro in questa occasione le autrici Elena Righetto, docente e ricercatrice storica indipendente e autrice del libro Folklore e magia popolare del Veneto, e Laura Pavanetto, studiosa di storia e storia della magia e dell'esoterismo, autrice del libro I Rosa Croce a Venezia. Il pubblico sicuramente si aspetta di sentire argomenti sicuramente inusuali per il territorio del Veneto, perché sono difficilmente trattati e trattabili, ma sono sicura che avranno molte sorprese anche riguardo soprattutto le tradizioni del nostro territorio e di tutto ciò che non viene mai raccontato. Un incontro voluto per scoprire storicamente l'argomento magico in Veneto tra maghi, alchimisti, streghe o sacerdotesse, maestri di elisir e pozioni. Un appuntamento su un argomento demonizzato dal cristianesimo che ha voluto trasformare queste figure in persone o esseri malvagi e crudeli, ma che poco ha a che fare con la realtà del tempo. Stasera presenterò un libro che parla di un mago, esoterista e alchimista che ha vissuto a Venezia nella metà del Seicento, e il mio racconto si basa su un processo dell'Inquisizione e su un processo trovato in archivio di Stato a Venezia, e dunque quell'archivio di Stato che tanto conserva della storia millenaria di Venezia, dei suoi segreti e dei suoi misteri. E Federico Gualdi, di cui parlerò stasera, è proprio un personaggio misteriosissimo su cui esiste un fascicolo dell'Inquisizione conosciuto come Maestro di Cagliostro.